Siamo davanti a un piccolo Vajont. È una tragedia immane, ve lo dice una persona che ha vissuto l'alluvione del 2010. Noi nel 2010 avevamo 235 comuni alluvionati, un morto. Qui abbiamo un comune devastato. Sono assolutamente venuto a portare la mia vicinanza al sindaco e alla sua comunità. È un'emergenza che continua perché le previsioni non sono buone per il pomeriggio, quindi dobbiamo essere sicuri che tutto sia a posto. Rispetto al refrondolo confermo al sindaco la nostra totale e piena disponibilità per fare anche degli interventi straordinari, perché dovrà essere come prima e meglio di prima. Non possiamo pensare che il refrondolo resti con camion di detriti al Mulinetto della Croda, con questa devastazione e soprattutto con questa tragedia che si respira ancora. Un ultimo appello, poi ho chiuso, ai cittadini: restate a casa, non venite a intralciare il traffico. È scandaloso che siano cittadini che si incolonnano per andare a vedere i luoghi dello scenario, che hanno diritto al rispetto. 4 persone hanno perso la vita. Al di là purtroppo delle 4 persone che sono ahimè decedute, appunto il sistema però sta funzionando bene sia per la parte pubblica che per la parte del volontariato, che quindi vanno ringraziati tutti quanti. Non ci sono più prove di emergenza, qui c'è un continuo impegno, intervento, sì, che ci ha visti intervenire insieme con il Corpo del Soccorso Sanitario e con i volontari del soccorso alpino. Per il Veneto è lutto, per la regione del Veneto, per la comunità veneta. I 5 milioni di veneti sanno che questa è una giornata di lutto e voglio che il giorno dei funerali tutte le bandiere siano a mezz'asta listate a lutto. A me non me ne frega niente delle direttive delle prefetture, dei cerimoniali, per noi una roba così non è mai accaduta. C'è questa e c'è il 66.